Bellissima serata giovedì 22 agosto a Tornova con cena sotto le stelle, presso la Corte Vianelli. Si sono ritrovati tanti abitanti di Tornova, frazione di Loreo, passata dagli anni 50 ad oggi da qualche migliaio di abitanti a poche centinaia, per una reunion sulle ali della nostalgia e dell'amicizia. Tornovesi che venivano dal Piemonte, dalla Lombardia, dall'Emilia e qualcuno anche dall'estero per condividere ricordi, aneddoti, emozioni. Presente il sindaco Moreno Gasperini, il presidente della Proloco di Loreo Diego Siviero e tante altre autorità. Il grazie va soprattutto agli organizzatori e ai volontari della Proloco, all'amica Severina Mantoan, a Giovanni Civiero e a tutti quelli che hanno reso una serata indimenticabile. Bravi! Tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da cui sembra soltanto una botola segreta, dove tutti vogliono tutto per poi accorgersi che è niente. Noi non faremo come l'altra gente. Le feste fuori paese, in periferia, da sempre sono sentitissime. La gente si ritrova e stasera è anche una sera particolare. Perché? Perché si sono organizzati vecchi e nuovi, chiamiamoli così, abitanti di Tornova e Canalvecchio. Si sono ritrovati e tante persone dopo tanti anni non si vedevano e stasera è un modo per stare insieme, per rivivere quello che è stato il passato, la cultura e le nostre tradizioni. Qui a Tornova e più tutte le altre sere ci saranno comunque le occasioni per stare insieme. Grazie a tutti voi e a Tornova che ho visto una partecipazione immensa di queste cose ed è una cosa, io lo dico sempre, importantissima di portare avanti queste tradizioni. Siamo qua con le serate in corte, questa qua è l'inizio di queste serate ed è veramente un'emozione vedere tutta questa gente venire qua a Tornova. Veramente grazie di cuore a tutti quanti, perché ci sono tanti volontari che stanno lavorando, vorrei ringraziare di cuore tutti perché l'unione fa la forza e questo è il risultato. Grazie veramente di cuore a tutti. È stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Vi aspettavate un successo così? Ma sì, perché ci crediamo a Loreo, crediamo a Tornova e sinceramente il nostro cuore è qua. Addirittura proprio sulla conferenza stampa della settimana scorsa che è stata fatta sabato, il sindaco diceva Tornova come frazione una volta era più grande di Loreo e adesso si vede qua. Pensavamo sui 200-220 persone ma passiamo ai 300 persone. Qua c'è il cuore. Questa è Tornova e avanti tutta, Leandro. Nostra vita, stringimi forte che nessuna notte è infinita. I migliori anni della... Sposato uno di Tornova ed è da dove? Da Chioggia. Da Chioggia. Allora Chioggia e Tornova c'è una differenza esattamente di 25.000 abitanti. Però Tornova è Tornova. grande. Grande Tornova. Con Severina Mantovan che praticamente è la grande presentatrice della serata, una serata particolare perché avete riunito un sacco di abitanti di Tornova che sono andati fuori da Loreo, in giro per il mondo, in Europa, Milano, Torino, eccetera. Brava, che emozione è? Beh, le emozioni sono fortissime e grandi anche, cioè abbiamo fatto questa cosa per gioco, siamo partiti in 11 già da dicembre, poi a febbraio ci siamo ritrovati in 45 e questa sera siamo in 300. Io direi che è una festa così, una rimpatriata di quelli di Tornova, i ragazzi di Tornova, gli uomini e le donne di adesso sono sempre lo stesso, con tanto cuore, tanto animo e c'è stata un'adesione fortissima, grandissima, sentita con il cuore. Noi siamo Tornova con il cuore.